Un richiedente asilo politico ospite all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine è risultato positivo al Covid-19. Il caso è emerso nelle ultime ore e a comunicarlo è stato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi via Twitter. Il contagio emerso riporta nuovamente l'attenzione sulla struttura ex militare che quest'estate fu sorvegliata a vista dalle forze dell'ordine, dall'esercito, dal personale della polizia locale e dai volontari della protezione civile, divenendo zona rossa per oltre un mese. L'esito dei test sarà fondamentale per capire se all'interno del centro di accoglienza, che attualmente ospita un numero sensibilmente ridotto rispetto ai 480 ospiti, esiste un focolaio ben radicato o se si tratti di un caso isolato. Nel primo caso non sarebbe escluso che si renda necessario attivare una nuova ordinanza che vieta l'ingresso e l'uscita dall'ex struttura militare per gli ospiti al suo interno.